Che è successo? Sarà avuto poste frutta all'improvviso. Un bangladino felicissimo. Bello canzone! Che sta un ombrello. Bentornati amici sul mio canale o se siete nuovi, benvenuti. Io sono Eliso e come ogni giovedì anche oggi sono qui con voi per raccontarvi una storia di truck. Sto scherzando, non sono Eliso! Avevo quasi creduto. Sembravo Eliso? Quasi. Eliso True Crime. Ciao Elisa, ti amo. Ciao Elisa, ti amiamo. Checca di più, che a me mette un po' d'ansia il fatto che le persone. Salve a tutti, benvenuti, bentornati. Oggi è giovedì, come ogni giovedì c'è il video commento e questa settimana abbiamo un personaggio che è abbastanza conosciuto su TikTok. Sì. E abbastanza, come si dice? Noi stiamo dicendo imperverso. Che è imperverso? Controverso. Tre cani. Tre cani e un gatto. È controverso perché? Perché il pubblico di TikTok è molto attivo sull'esporre il proprio pensiero. Ricordiamo una cosa importante che abbiamo già detto settimana scorsa. Ci sono già arrivati dei messaggi per venire qui in studio da noi e fare un videocommento insieme con voi, con le persone, che poi gli animali, ci pensi, faccio i videocommenti non si capisce niente. Quindi vi rinnoviamo l'invito se volete venire, perché c'è stato pure che mi ha scritto ma come devo fare? Ma l'ho detto nel video scorso, devi mandare un messaggio su Instagram, molto semplicemente ci vorrei venire. Ma è così difficile? No. Appunto. Ricordiamo sempre di lasciare like, commenti e punti hype. Soprattutto Punti hype che voglio. Ma che servono questi punti? Noi non lo sappiamo, però sono importanti, quindi lasciateli. Se non l'avete visto, è uscita la puntata di The Playlist, un format sperimentale, un quiz show che abbiamo fatto con i Protanos. È stato molto divertente, 29 minuti, quindi mettetevi la sera belli sul divano. Basta, guarda qua c'è scritto qua no, da quest'altro lato, qua, è uscito qua, vede, basta che clicchi e ti porta alla puntata. Detto ciò, che faccio a dire più? Con me in studio ci sono come sempre Checca e Raffaele. Ciao. Molti si sono chiesti dall'altro lato com'è, vi faccio vedere, perché voi vedete me ma non vedete loro con il loro bancariello e buonasera, buonasera. la TV che vedono, insomma, quello che vedo pure io di qua, quindi questo è. Adesso basta, andiamo col videocommento. Andiamo? Un cannoniere ed un portiere. È uguale. Eia vernissimo. Già, è proprio quello che vorrei dire. fini video. Non iniziare. Ma cugliuto. Non fuggi geloso. Lasciami stare. Ma Emanuele, ma che ci fai la Dind? E poi perché hanno scritto questo testo pieno di s? Cioè avrei messo un testo tutto di v. Esisto tu. Sei tutta vita mia. È molto contento, Emanuele. No, non lo è. Ci ha pensato dopo, però. Infatti temo che a fine video se ne fui cucano. Cercami pure. Comunque, che stia frazione? Quando fa rumore nel cambio marcia senti la frazione. Quello che vuoi. Nubi Io guarda, perché non è come possiamo fare tutto il tempo a parlare della sua zippola. Ma questa è una rosticceria in mucco, non è una zippola. Tu vai a pigliare. Non te vicino. Io non voglio insistere, voi la dovete smettere. Posso volare lassù. Ciao paperini, l'appuntamento è sempre qui a Gocast Mattina. Soltanto tu mi fai sbattere coro. Che è via Dalandello? Lo porti da 1 a 1000 all'ora. Si chiama Cardio Hit, lo facciamo pure noi in palestra. Ed è faticosissimo, ve lo giuro. E qui se morisse per amore. Comunque immagino il video Maker con ombrelle. Tutte battute troppo facili, però io. Devo sta prima morire per te. Ma io sta quello dietro, un bangladino felicissimo. Bello canzone! Che sta un ombrello. Ah, avete un ombrello al videomaker, vuoi comprare ombrello? Amore, Che è successo? Sarà avuto poste frutta all'improvviso. solo tu mi fai sbattere coro. Per me si è innamorata del vecchio che passa. Cioè, se la canzone parte, il ritornello dice solo tu mi fai sbattere il cuore e passo Vicchiariello, si è innamorato del lei come lo Vicchiariello. guarda però, E lei è innamoratissima del Vicchiariello. Solo tu mi fai provare l'amore. Solo tu mi fai truanna amore. No, Solo tu mi fai trovare Solo tu mi fai provare l'amore. Solo tu mi fai provare l'amore. Ah, provare, no, trovare. Eppure in da pr non ci sta cr. Solo tu a fregnare ancora. Sei bello come so. Mamma mia, sole cuore amore, veramente.
Sto fatto lo piace ed è quello che gli è venuto meglio di tutta la canzone, che è la cosa straordinaria. Solo tu sei l'unica ragione. Solo tu. Ma c'hanno una sola ripresa di Manuele. Secondo me lui non lo sa di stare in questo video, l'ho scoperto adesso. Ma poi stanno così vicini, ma questa camminata è immensa. È vero, lì è Benji. Solo tu sei un suono bello. Solo tu tieni un cane bello. Non fai nessuno più. Ah? E nessuno più. Ah. Se hanno provato a mi far innamorare. C'è anche la parte parlata. Non mi aspettavo. Nessuno sei riuscito mai. Nessuno si è riusciti mai. Capì? Ha dichiarato guerra alla Francia. Tu sei stato l'unico che Caruso è venuta all'appuntamento con Brell. E si è tornato a casa con la bronchite. mi ha fatto capire l'amore vero pure. Maronna mia. E che sentimento. Sono sicuro che si torna per te sta memoria. Non sa di cultarsi niente. Cioè, è scontatissima la cosa. Se non potessi chiamare, potessi mettere questo video per lasciarmi. Ah? Ma innamorarsi te per la seconda volta. Ah, poesia intrinseca. Mi immagino in un futuro insieme a te. Ma si è persa la memoria? È difficile. Come fa? Amo, aspetto da mo sposo. Ma sta solo lei come una pazza a Luca in sta galleria. Nel frattempo noi sta facendo cacao cane, capito? Immagino il cane. Amo, mo scusa. Ah, Luca fa! Ti amo. Se voglio essere amici, se possiamo, molto gentilmente. Ah, fannute cacao cane. Stavamo tutti innanzi a non per la canzone, ma per cane si era diventato stitica. Solo tu mi fai battere il cuore. Testo e musica Carmen Gaudioso. Miglior attore protagonista? Emanuele Pingu. cane. Ah, un cane, giusto, il cane. Ma andiamo a vedere perché io me ne sono accorto di questa canzone per la promo che è uscita su TikTok. Vediamo i commenti di TikTok quali sono e vi seleziono i migliori. Allora, questo è quello che per me vince tutto. Bravissima, si iniziano a vedere i progressi. Un altro annetto e sei pronta per l'Eurospin. Geniale. Gianluca scrive brava, tra parentesi, scherzo. Zaccheo invece scrive non smettere mai di smettere. che bellissimo. Vabbè, noi come sempre speriamo che voi vi siate divertiti. Lasciate un like, commentate qua sotto e lasciateci dei punti hype. Insomma, poi fateci sapere se volete partecipare alla registrazione dei prossimi video commenti. Noi adesso ce ne dobbiamo andare perché abbiamo delle cose da fare. Di andare a comprare un ombrello che sta da video nuove e chiamare a noi. Quindi gli abronchini tutti.